Una partita che vale una stagione, interi allenamenti, settimane di fatica, grinta, sudore per partite come queste. Recupero della quarta giornata di ritorno di campionati. Questa è Città di Capena Cagliari. Bentornati amici del futsal femminile qui al Palavertini di Piano Romano per una gara che può valere una stagione. Capena e Cagliari si giocano la salvezza, le sarde per cercare di rientrare in piena lotta e rimanere in Serie A anche l'anno prossimo. Il Capena per mettere il discorso fine a questo capitolo. Entrano le squadre in campo, le vedete, il Cagliari in maglia viola, pantaloncini azzurri e calzettoni verdi, portieri invece in maglia verde, Capena in maglia bordeaux per le giocatrici di movimento, maglia bianca invece per i portieri. Vi presentiamo intanto la terna arbitrale di oggi, che è formata, oggi terna tutta al femminile, perlomeno per quanto riguarda gli arbitri. Natalia Bernardino di Terni, Letizia Puzzoni, anche lei di Terni, al cronometro Massimiliano Modica di Roma 2. Si avvicinano i capitani per il Capena con il numero 10 Nega, per il Cagliari con il numero 15 Claudia Cuccu. Vi presentiamo anche il resto della lista. Per il Capena 4 Serena Di Sabatino, 8 Bea Martin, 10 Nega, 11 Furman, 14 Jennifer Oliveira, 18 Benvenuto, 19 Agnello, 21 Masini, 22 D'Amelia, 24 Macchiarella, 27 Castagnaro e 30 Pacolini. Allenatore Roberto Chiesa. Per il Cagliari con il numero 3 Marta Corrias, per il numero 4 Carolina Vargiu, numero 10 Brunigna, numero 12 Tamara Falconi, numero 7 Ferreira Mendes, numero 15 Cuccu Claudia, numero 20 Virginia Azzori, numero 21 Jessica Naiara, numero 22 Federica Cocco, numero 8 Milena Gasparini, numero 17 Sabrina Marchese. Per quanto riguarda il capitolo allenatore, un fulmine a ciel sereno. Ieri infatti è stato esonerato mister Enrico Cocco, oggi siede sulla panchina il dirigente accompagnatore Maria Manuela Tronci insieme al massaggiatore Rafael T. Ciani. Quindi per ora non c'è un allenatore vero e proprio all'interno della compagine cagliaritana. Vediamo intanto i quintetti base. Per il Capena Castagnaro tra i pali, Benvenuto, Bea Martin, Maria Laura Furman e Neca. Per il Cagliari in porta Tamara Falconi, portiere argentino classe 97, con il numero 4 Carolina Vargiu, Jessica Naiara, Sabrina Marchese e per ora da pivot, perlomeno più avanzata di tutte, si schiera Brunigna. È tutto pronto per l'inizio di questa partita, si attende solo il fischio dell'arbitro, primo possesso che verrà gestito dal Città di Capena. È cominciata Città di Capena Cagliari, una partita che può valere una stagione. Subito primo possesso per le Leprotte con Furman. Buono per Nega che prova subito a girarsi a concludere, pallone che finisce lontano dalla porta, inizia subito forte, perlomeno ci prova il Città di Capena di mister Chiesa. Vediamo ora come risponderà il Cagliari con il primo possesso. L'avanzata di Vargiu a cercare Danigna, triangolo che si chiude quasi involontariamente, Benvenuto è scivolata. E qui pallone lungo per Furman, la chiusura di Brunigna che guadagna anche fallo laterale. L'ultimo tocco infatti è della giocatrice argentina del Capena in maglia numero 11. Jessica Naiara la battuta di questo fallo laterale. Subito all'indietro per Brunigna. Vargiu. C'era lo scatto di Marchese che chiedeva il pallone. Vargiu non si intende invece con la compagna in maglia 21, Jessica Naiara. Riparte il Capena dal fallo laterale. Benvenuto, subito a cercare Neca, spalle alla porta, scarico da Furman. Bea Martin punta alla porta, prova con il destro, Falconi, la palla rimane lì e Neca non riesce a ribadire in rete. Occasionissima per il Capena, ripartenza subito immediata del Cagliari. Chiude Benvenuto. Bea Martin per Furman. Bea Martin la chiama, Benvenuto lascia scorrere, non si intendono le due, pallone che finisce fuori. Come abbiamo detto, Capena che parte forte, prima occasione vera della gara sui piedi di Bea Martin, che scarica con il destro, attenta Tamara Falconi a respingere. Ancora altro errore, questa volta di Carolina Vargiu. Riparte il Capena, Cagliari che per ora attende nella propria metà campo. Benvenuto. Sulla banda sinistra, punta l'avversario, poi scarico per Nega, la chiusura di Naiara, Nega alla fine la recupera, si lotta. Vargiu mette fuori in qualche modo, Furman, Nega in mezzo a 3, alla fine blocca Falconi. In avanti per Naiara che non controlla bene, recupera con calma il Capena.
Lancio lungo di Bea Martin, la chiusura di testa, ancora Bea Martin, elegante, lascia lì per Nega che ci prova da lontanissimo. Ribatte Naiara. E poi il lancio lungo di Brunigna. Sono trascorsi i primi 2 minuti di gara, pallone che non esce, azione lunghissima, Furman sbaglia l'appoggio, Marchese. Buona per Brunigna, prestata subito da Benvenuto, pallone che alla fine finisce dalle parti di Castagnaro. Bea Martin cerca spazio sulla destra, Brunigna chiude e guadagna anche il fallo laterale. Bravissima qui la numero 10 a fermare l'iniziativa della giocatrice spagnola. Ancora Brunigna, lascia sul posto Nega, pallone largo per Marchese, Marchese, Benvenuto, arpiona il pallone della giocatrice in maglia 17, riparte l'ex Lazio, ancora Benvenuto, se la porta sul sinistra, chiude Brunigna, questa volta il fallo laterale però è del Città di Capena. Controfallo di Serena Benvenuto che batte all'interno del campo col pallone in movimento e quindi cambia il possesso, chiarisce subito la modalità del fallo laterale l'arbitro Letizia Puzzonia della sezione di Terni, che promette particolare fiscalità su questo gesto tecnico che viene sempre interpretato in maniera diversa a seconda della terna arbitrale. Furman punta l'avversaria, pallone subito dietro verso Bea Martin, Benvenuto, Nega spalle alla porta, raddoppiata Nega, deve scaricare dietro, ancora Benvenuto, rientra Bea Martin, deve ancora scaricare, Furman controlla, pressing di Brunigna che sgambetta l'avversaria, prima infrazione commessa dal Cagliari quando sono passati 3 minuti e 33 secondi dall'inizio della partita. Sarà Nega ad incaricarsi della battuta di questa punizione, una sola giocatrice in barriera, si tratta di Jessica Naiara, siamo molto lontani dalla porta. Parte Nega col sinistro, appoggia per Benvenuto, Furman prova a scaricare, appoggio troppo morbido. Chiude Brunigna in fallo laterale. Benvenuto prova a metterla in mezzo, pallone recuperato dal Cagliari che però non riesce ad uscire palla al piede. Bea Martin, Benvenuto prova ad alzare il pressing la squadra sarda. Bea Martin scodella in avanti, salva Jessica Naiara, qui Nega prova a chiudere il triangolo di testa con Benvenuto. C'era forse una spinta ai danni di Nega. Comunque nessuna protesta in particolare, si ripartirà con il fallo laterale dalle parti della bandierina per il Città di Capena. Furman all'indietro, Benvenuto di prima per Nega, non può controllare bene la numero 10. Marchese allora per Naiara. Marchese anticipata da Benvenuto, Nega con la punta, pallone sul fondo. C'è un po' di contesa, alla fine l'arbitro dice che c'è stato un tocco, quindi sarà calcio d'angolo, il primo della gara. Se ne incaricherà Laura Furman. Pallone dall'altra parte del campo, Bea Martin mette giù, lascia sul posto Naiara, Bea Martin in mezzo e salva la neoentrata Ferreira Mendes, che toglie il pallone dalla disponibilità di Nega, che da 2 passi avrebbe dovuto solamente ribattere in rete. Grande chiusura difensiva della portoghese, che qui salva il futsal femminile Cagliari. Nega all'indietro addirittura per Castagnaro che supera la metà campo, appoggio per Bea Martin, ha un po' di spazio Bea Martin, prova la conclusione di punta, imprecisa. Mentre lascia il campo con il numero 21 Jessica Naiara, entra una nuova giocatrice per il Cagliari. Marchese di prima, Ferreira Mendes, ancora Marchese di prima dall'altra parte, Benvenuto chiude, ancora Ferreira Mendes, può gestire ora il Cagliari,
ancora Ferreira Mendes, Brunigna lascia sul posto Benvenuto che non commette fallo per l'arbitro, si gioca ancora Ferreira Mendes, punta la porta e conclude, Furman in chiusura. L'intervento di Benvenuto ci sembrava ritardo, l'arbitro ha fatto inizialmente proseguire per il vantaggio, ma sembra che non avrebbe comunque concesso fallo, dato che appunto non è stata segnalata l'infrazione a danno del Cavena. Quindi si riparte dal fallo laterale per il Cagliari sulla banda destra. Ferreira Mendes all'indietro per Gasparini. Gasparini addosso a Benvenuto, qui rischia Milena Gasparini sul pressing alto della giocatrice ex Lazio, alla fine se la cava però. Ferreira Mendes cerca il corridoio per Brunigna, l'idea era buona, pallone leggermente troppo lungo che termina inesorabilmente fuori. Cagliari che gira già molte giocatrici, Cavena invece che deve ancora fare il primo cambio quando sono passati quasi 6 minuti di gioco. Vediamo però in piedi Saragnello che punta entrare. Intanto ci prova Bea Martin che dà solo l'illusione del gol. Colpisce l'esterno della posta, difesa da Tamara Falconi. Ancora veramente c'è pressing alto, Bea Martin di piatto ad incrociare, pallone vicinissimo al secondo palo, ma che non trova lo specchio. Ferreira Mendes, la giocata di Claudia Cuccu, ancora a cercare Gasparini, tentativo impreciso. Mentre esce proprio Serena Benvenuto, avevamo detto era in procinto di entrare Saragnello, ora in campo sulla fascia destra, ma siamo dall'altra parte. Nega spalle alla porta, si gira, prova con il sinistro ad incrociare, una palla e mezzo. Agnello era in posizione troppo avanzata per ricevere questo pallone. Sentite le urla di mister Roberto Chiesa che richiama subito in posizione le sue giocatrici. Schema del Cagliari che prova la palla lunga, pallone che passa, arriva a Bargiu che non riesce però a controllare prima che la palla esca dal campo. Buono il movimento delle giocatrici cagliaritane, hanno trovate leggermente impreparate la retroguardia del Cavena. Nega, pallone impreciso, un po' di nervosismo, tanti errori ambo le parti, soprattutto nella misura e nella precisione dei passaggi. Non è il primo pallone che finisce fuori. Partita importantissima, lo ricordiamo, per entrambe le squadre. Cagliari per ora fanalino di coda, ma che con una vittoria rientrerebbe in pieno diritto per la lotta alla salvezza. Cavena che invece con una vittoria oggi sarebbe matematicamente salva. Furman è scivolata sul tentativo di Claudia Cuccu, che oggi indossa la fascia da capitano. Falconi deve rinviare, mette giù Cuccu, ottimo lo stop di petto, il pressing di Bea Martin, lo scarico dietro per Bargiu, poi Felipa Mendes, buono l'appoggio. La chiusura di Nega poi su Gasparini. Nega che riesce a guadagnare anche il fallo laterale, mentre fa il suo ingresso proprio al posto del capitano delle Leprotte, Diletta Macchiarella in maglia 24. Con calma Bea Martin. Agnello. Gestisce il Cavena, mentre provano a muoversi le due giocatrici più avanzate. Sbaglia Bea Martin però. Recupera il Cagliari con Felipa Mendes che alla fine però deve mettere fuori. Agnello per Furman che conclude addosso a Gasparini, guadagna il secondo calcio d'angolo della gara, 12-10 alla fine di questo primo tempo. Chiamano schema Agnello, Furman all'indietro, ancora per Castagnaro, c'è il tocco di Bea Martin, Castagnaro appoggia per Bea Martin, la conclusione ed un gol incredibile di Bea Martin, inaspettato, ha provato la conclusione da lì, ha messa sotto l'incrocio. Città di Cavena 1, Cagliari 0.
Un gol questo importantissimo per il Cavena, arrivato con un lampo, una giocata di altissimo livello di Bea Martin, nulla da fare per Tamara Falconi. Ora sarà importante per il Cagliari mantenere la concentrazione, ma bisogna dare atto alla bellissima conclusione della giocatrice spagnola, al quinto gol in campionato con la maglia del Città di Cavena. Agnello, Furman addosso a Filippa Mendes, lottano le due, alla fine la palla resta in campo, toccata da Macchiarella, Furman ancora per la 24, Macchiarella! Fa buona guardia Tamara Falconi al suo primo palo, conclusione potente di sinistro di Diletta Macchiarella, l'ex giocatrice del Futsal Irpigna, al primo anno in Serie A. Sta trovando abbastanza continuità all'interno della rosa di Mister Chiesa. Agnello dall'altra parte, Bea Martin al volo, questa volta colpisce male la numero 8. Pallone lontano dalla porta, mentre esce Carolina Vargiu. Torna in campo Bruna Marcon, detta Brunigna. Ancora pressing alto del Cavena, tocco con il tacco di Marchese a cercare Naiara, pallone troppo lungo, Castagnaro per Macchiarella. Ancora Bea Martin, Agnello all'indietro. Bea Martin deve rincorrere ma riesce ad arrivare sul pallone. Marchese in anticipo su Macchiarella, contropiede Cagliari, pallone in avanti, ancora Brunigna, Bea Martin rimedia all'errore. Ha provato ad andarsene via la numero 10 con una giocata di fino, una Veronica è rimasta però concentrata, non si è fatta saltare la giocatrice, utile in questo caso anche in fase difensiva. La palla in mezzo, Marchese prova addirittura con la rovesciata. E poi rinvio lungo di Castagnaro a cercare Macchiarella, spostata da Jessica Naiara. Partita comunque combattuta dove può succedere di tutto, le occasioni più importanti per ora le ha avute il Cavena, ma il Cagliari non è stato certamente a guardare. Agnello. Bea Martin buona la palla per Furman, se la porta sul destro la numero 11, alla fine scarica all'indietro, non c'è spazio per il tiro. Agnello pressato da Naiara che riesce a chiudere il fallo laterale. Si prepara a tornare in campo intanto Serena Benvenuto. Agnello spalla alla porta, Macchiarella chiude Ferreira Mendes, scusate. Da Martin, Marchese ci arriva con la testa, alzano le gambe sia Brunigna che Furman, ancora tutto buono per l'arbitro. Ci mette una pezza, ancora una volta Bea Martin, poi Macchiarella prova ad allungarsi la palla sulla fascia destra, alla fine copre bene Ferreira Mendes. Guadagna rimessa dal fondo, affidata ovviamente all'estremo difensore Tamara Falconi. Marchese, buona la palla per Brunigna, Jessica Naiara, anzi no, era Mendes che però non riesce a chiudere la triangolazione con la sua numero 10. (9:27) alla fine, è passata poco più di metà di questo primo tempo, risultato parziale per ora di 1-0. Decide fin qui la rete di Bea Martin, che adesso butta la palla addosso a Marchese per prendersi fallo laterale. Bea Martin ancora in avanti per Macchiarella, copre bene Naiara. Pallone adesso buono per Marchese, 1 contro 1 con Bea Martin. Pallone all'indietro per Naiara, forse troppo forte, Marchese la tiene in campo, anzi no. Una triangolazione quasi involontaria quella tra Naiara e Marchese. La numero 17 ha fatto di tutto per tenere in campo il pallone, secondo l'arbitro però la sfera ha oltrepassato la linea bianca, da qui difficile dirlo.
difficile valutare questa decisione, sicuramente la meglio posizionata di noi il primo arbitro della gara, che lo ricordiamo è Natalia Bernardino della sezione di Terni. Furman addosso a Marchese, 2 contro 1, riparte il Cagliari, Marchese per Vargiu, occasionissima questa per il Cagliari, non sfruttata dalla compagine ospite. Qui anche qualcosa da dire l'arbitro proprio nei confronti di Sabrina Marchese, forse qualche parola di troppo della 17. Il gioco adesso può riprendere. Furman, pallone troppo potente, diretto verso Macchiarella che si spegne sul fondo. Falconi con calma da Brunigna, Naiara in avanti per Marchese, a fare da pivot, spalle alla porta Marchese, pressing di Benvenuto, Marchese riesce a tenerla, buono l'appoggio, ancora lo scambio tra le giocatrici in maglia viola, sempre Marchese, l'anticipo di Furman a fermare l'iniziativa del Cagliari, che però rimane in possesso. 7:59 al termine del primo tempo. Prova la conclusione Brunigna, chiude Macchiarella, chiude anche Furman che guadagna fallo laterale, spazzando addosso alla numero 10. Nega, Benvenuto per Furman, prova ad alzare il pressing del Cagliari, Furman per Macchiarella, a cui si è incollata Jessica Naiara, che in questo momento abbandona il campo. Marcatura quasi a uomo sul pivot del Capena da parte della numero 21. Mentre torna in campo Milena Gasparini, qui intanto Benvenuto pressa in maniera fallosa Brunigna. Prima infrazione commessa anche dal Capena, da Serena Benvenuto, la giocatrice sicuramente un pochino più fallosa delle Levrot. Ha saltato l'ultima gara giocata sempre qui in casa al Pala Pertini di Fiano Romano contro il Falconara per somma di ammonizioni. Mendes per Brunigna, parte Brunigna, pallone ribattuto da Nega, Macchiarella, un 2 contro 2, può ripartire la numero 24 che incespica un po' sul pallone, alla fine recupera Vargiu, in avanti per Marchese, l'uscita coi piedi di Castagnaro, la chiusura di Marchese, un brivido qui per tutti i tifosi del Città di Capena, anche per tutte le giocatrici. Ha provato l'uscita di fino Castagnaro, per poco non la combinava grossa questa volta. Benvenuto, Nega, ancora per Bea Martin, cerca spazio per la conclusione, pallone invece dentro per Benvenuto, messo fuori, ancora Nega, Benvenuto non controlla, poi Nega conclude. Azione prolungata del Città di Capena che alla fine però non ha portato ad una conclusione pulita da parte di Capitan Nega. Cagliari che prova a manovrare, Marchese con la solita giocata d'esterno, ancora una volta però fuori misura. Benvenuto, Agnello, ancora Bea Martin, Benvenuto, pallone buono per Nega, Nega dentro, Marchese in chiusura e poi Vargiu all'indietro, Brunigna, pressing alto di Nega, lancio lungo a cercare Marchese, Benvenuto, non controlla bene, riparte il Cagliari, 3 contro 3, Vargiu, rientra anche Nega, alla fine riesce a recuperare difensivamente, finisce a terra Carolina Vargiu, tutto regolare per l'arbitro, continua a manovrare il Cagliari, Gasparini, pallone dentro per Brunigna che può andare alla conclusione!
E c'è il gol di Bruna Marcon, pareggia il Cagliari, 5:33 alla fine del primo tempo, prima vera conclusione verso la porta di Bianca Castagnaro, convertita subito in rete, 1-1. (5:33 alla fine di questo primo tempo, un gol per parte per ora. Partita, l'avevamo detto, molto combattuta, dove entrambe le squadre non vogliono lasciare punti. Prova subito a riaccendere la fiamma Bea Martin, pallone in mezzo, chiusura di Gasparini. Sicuramente hanno segnato le due giocatrici più in palla fino in questo momento, ovvero Bea Martin per il Cavena e Brunigna per il Cagliari. Ancora la numero 8 che guadagna questo fallo laterale in zona offensiva, mentre c'è time out proprio per la squadra padrona di casa. 5:14 alla fine, 1-1 per ora, a tra poco. Tornano in campo le due squadre dal primo time out della gara, 5 minuti e 14, si riprenderà con il fallo laterale in zona offensiva per il Città di Cavena. Sarà Nega ad occuparsi della battuta del fallo laterale. Allora all'indietro per Agnello, tacco ancora Castagnaro, stavolta conclude sfiorando la traversa. Cercata molto il portiere del Cavena per queste conclusioni dalla distanza. È andata anche in gol in un'occasione questa stagione Bianca Castagnaro nel 7-2, nella vittoria per 7-2 contro il Granzette, proprio qui al Palavertini di Piano Romano ha firmato una delle ultime reti. Le Venete stavano giocando col portiere di movimento, quindi lasciavano ovviamente la porta sguarnita. Poco meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, gestisce palla il Cavena, Cagliari che si difende bene e per ora cerca di ripartire. Benvenuto, c'è il movimento di Nega, Benvenuto se la porta sul sinistro, la mette dentro, chiude il Cagliari che riparte ora con Brunigna, anzi no, con Mendes, messa giù da Nega, fallo ovviamente. Mentre arriva anche il cartellino giallo per il capitano del Cavena, 4:17 alla fine del primo tempo, primo giallo della gara proprio per il capitano che ha impedito la ripartenza, quindi valutato come fallo tattico questo di Nega. Seconda infrazione commessa dal Cavena in questa prima frazione di gioco. Prova a manovrare ora il Cagliari con Vargiu che triangola con Mendes, pallone ancora troppo lungo che finisce fuori. Nega prova la giocata personale, è passata la numero 10, chiude Jessica Nagliara se non sbaglio.
Calcio d'angolo affidato proprio alla numero 8. Pallone all'indietro per Agnello. Ancora Bea Martin. Benvenuto all'indietro. Castagnaro al lancio lungo. Nega di testa, la toglie quasi dalla porta. Un intervento più difensivo che offensivo quello della numero 10. Lancio calibrato alla perfezione da parte di Bianca Castagnaro. Difesa del Cagliari che si è fatta sorprendere in questo caso. Occasionissima quindi anche per il Capena per riportarsi in vantaggio. Naiara addosso a Nega, fallo laterale per il Cagliari. Mentre fa il suo ingresso in campo, la vedete in posizione di pivot con il numero 20, Virginia Azzori. Avanza Falconi, in avanti per Mendes. Scarico all'indietro verso Naiara, Brunigna. Pressata Brunigna, pressata anche Naiara, lancio lungo, Castagnaro esce, pallone che finisce addosso al soffitto del Palapertini. I ritmi sono alti, si aprono gli spazi per tentare anche queste giocate lunghe. Qui brava Castagnaro a leggere l'intenzione dell'avversario, a chiudere. Qui Bea Martin aggressiva ma vincente su Claudia Cuccu. Ancora Cuccu, si gira bene, pallone per Naiara, Nega alla fine la ritocca, pallone che rimane in campo, Nega spalle alla porta, deve girarsi, Naiara non la molla, si duella lì sul calcio d'angolo, alla fine l'arbitro fischia un fallo di Naiara. Benvenuto, la giocava subito verso Castagnaro. Bea Martin. Bea Martin raddoppiata, la Benvenuto ancora per Agnello. Non controlla bene Sara Agnello. Ancora fallo laterale, tantissimi tifosi vi vediamo presenti qui sia per il Capena che per il Cagliari. Appuntamento ovviamente da non perdere per entrambe le compagini, per i tifosi di entrambe le squadre, data l'importanza di questa sfida. Bea Martin prova la conclusione di punta che passa sotto le gambe di Brunigna. Attenta Falconi che blocca. Si lotta su ogni pallone. Poco meno di 2 minuti alla fine di questo intensissimo primo tempo. Qui palla lunga ribattuta da Furman. Mentre chiama il time out e questa volta il mister del Cagliari. 1:51 alla fine. Ultimi attimi di questo primo tempo. A tra poco. Tornano le due squadre in campo, si riparte con il fallo laterale per il Cagliari. Se ne occupa Ferrera Mendes, subito all'indietro da Naiara, attenzione all'errore. Nega, rallenta, poi conclude. Furman all'indietro. Benvenuto, Nega, non c'è nessuno a fare da riferimento centrale, qui Nega, ottima l'idea per Bea Martin. Ancora lo scambio tra le due, pallone che non passa per l'ottima chiusura di Mendes, ma gran giocata quella tra Nega e Bea Martin. Naiara poi in avanti per Brunigna, buono il tocco della numero 10, Furman senza Fronzoli, mette in fallo laterale. E qui salva quella che poteva essere una pericolosa ripartenza del Cagliari.
Brunigna alla fine mette fuori, forse sento un po' di dolore, anzi no, per evitare guai, a quanto pare. Riparte il Capena, meno di un minuto alla fine, ultime offensive di questo primo tempo, pallone in avanti, Nega, non controlla bene, c'è un tocco con la mano mentre cade di Nega e quindi il fallo non è per il Capena ma bensì per il Cagliari. Maiera arretra fino alla linea di fondo, poi lancia lungo, buono il controllo di Cuccu. Poi Beamartin in anticipo, 1 contro 1, Beamartin conclude di punta, pallone fuori di poco. Non c'è un attimo di tregua. Qui attenzione a questo errore, a questa ingenuità gigantesca del Cagliari, perché Tamara Falconi gioca il pallone con le mani proprio in direzione di Ferrena Mendes, la numero 7 poi compie un retropassaggio, la ritocca proprio Tamara Falconi e quindi punizione a 2 per il Città di Capena, 27 secondi dalla fine. Posizione abbastanza defilata, limite dell'area per Nega, tutte le giocatrici del Cagliari ovviamente a difesa della porta, con Benvenuto quasi a disturbare i movimenti del portiere. Parte Nega col sinistro, pallone che passa, la tocca poi Serena Benvenuta senza riuscire a ribadire in rete, esulta come se avesse segnato Brunigna. Nega, il tacco, Benvenuto conclude, la parata di Falconi a 10 secondi dalla fine, ripartenza Cagliari, Brunigna, spinta forse da Benvenuto, si gioca per il vantaggio, ancora Mendes, all'indietro per Naiara, conclude Naiara e Castagnaro con il primo serio intervento della partita, grandissima parata anche di Bianca Castagnaro, mentre viene segnalato il fallo commesso in precedenza da Benvenuto, l'arbitro ha giustamente fatto proseguire per il vantaggio. 6 secondi, pallone battuto all'indietro, Naiara conclude altissimo e questo molto probabilmente era l'ultimo tiro di questo primo tempo, di questo emozionantissimo primo tempo, tantissime occasioni a ambo le parti, un gol a testa per ora, secondo tempo che riserverà ancora tantissime emozioni sicuramente. Prova al lancio lungo Castagnaro, saltano in 3, finisce così il primo tempo, 1-1 tra Città di Capena e Cagliari. Per ora nulla è deciso, tutto invece verrà deciso proprio nel secondo tempo di questa partita.
Bentornati amici amici del futsal femminile qui al Palavertini di Fiano Romano per il secondo tempo tra Città di Cavena e Cagliari. Subito primo possesso gestito dal Cagliari ma già recuperato dal Cavena, ritmi altissimi all'inizio di questa partita, entrambe le squadre sono andate in gol, prima il Città di Cavena con Bea Martin, ha pareggiato poi Brunigna. Secondo tempo che promette altrettante scintille, altrettante emozioni. Ma una sola delle due squadre oggi può uscire vincitrice, oppure se finisse così tutto sarebbe rimandato alle ultime due giornate. Cagliari che però, diciamo, sì, farebbe comodo il pareggio ma neanche tanto in termini di classifica, Cavena altrettanto perché non sarebbe matematicamente salvo ma forse metterebbe un altro mattoncino importante. Benvenuto. Poggio per Nega. Bea Martin c'è libera Furman sulla sinistra, dentro per Benvenuto che non controlla bene, incespica un pochino sul pallone, alla fine riesce a liberare Sabrina Marchese. Bea Martin ancora per Nega, c'è poco spazio, Benvenuto, ancora Nega, ancora per Benvenuto, limite dell'area, si torna indietro. Furman per Bea Martin, prima conclusione di questo secondo tempo dopo 1 minuto e 20. Sempre della solita Bea Martin che oggi sta cercando di prendersi la squadra sulle spalle. C'è già riuscita in parte con una rete straordinaria, una posizione impossibile. Vargi in avanti a cercare Nagliara, pallone che scorre e finisce tra le mani di Bianca Castagnaro, autrice di un intervento fondamentale a pochi secondi dalla fine sulla conclusione di Brunigna. Tanti interventi importanti soprattutto in uscita da parte invece di Tamara Falconi. Ottima prestazione da parte di entrambi i portieri finora. Prova a manovrare ancora il Cavena con Furman che prova a passare su Brunigna che commette fallo. Il pallone era rimasto tra le gambe proprio della numero 10 che si dispera. Prima infrazione commessa dal Cagliari, 17:55 alla fine della partita. Nega ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Chiama a gran voce uno schema la numero 10, sempre Benvenuto dalle parti di Falconi. Nega per Bea Martin, se la porta sul destro, conclude, chiude Furman, poi Nagliara recupera, finisce a terra Furman, tutto regolare, Marchese dall'altra parte, è già rientrata Serena Benvenuto, ancora cambio di fronte, Benvenuto per Nega, Nega col sinistro da Furman, che scarica dietro con calma ora il Cavena. Bea Martin sbaglia l'appoggio, recupera Marchese, Brunigna in avanti per Vargiu. Tocco impreciso però Bea Martin poi con tutta la calma possibile. Nega buona al pallone per Benvenuto, si gira la numero 18, forse un po' lentamente, fa in tempo a rientrare ancora il Cagliari. Sbaglia Bea Martin, chiude Marchese, ma bravissima a rimediare la giocatrice spagnola. Poi qui lasciano scorrere sia Nega che Furman, pallone che finisce tra le mani del massaggiatore del Cagliari, Tigliani Rafael. Faro laterale proprio per la compagine sarda. Vargiu, poi Brunigna in avanti. Ancora Nega. Bea Martin, dentro per Nega, anticipo di Marchese, il recupero di Vargiu. Furman a contrastare, ancora Bea Martin in avanti, Nagliara ad allontanare come può, Brunigna, bellissimo lo stop di petto della brasiliana. Ancora Nagliara per Vargiu, Vargiu dentro per Brunigna, c'è spazio per il Cagliari, avanza da Vargiu, rientra la numero 4, Nega inciampa sul pallone, rimane lì, riparte Furman, attenzione, tu 1 contro 1, Furman, salta anche Nagliara, Furman! Il cost to cost di Maria Laura Furman, una rete straordinaria. 3 minuti e 54 dall'inizio di questo secondo tempo. Cavena si riporta in vantaggio per 2-1.
Ritarda a riprendere il gioco, l'arbitro va a dire due parole a Nayara, che era intervenuto effettivamente in ritardo sull'Argentina pur senza colpirla. Sesto gol in stagione per Laura Fuhrman con la maglia del Cavena, che soprattutto nel girone di ritorno, nella seconda parte di campionato, ha trovato più reti e più continuità di gioco. Cagliari che prova subito ad alzare il pressing, Fuhrman con un pallonetto in avanti, Marchese ancora un po' di confusione, prova a mettere ordine adesso, la solita calma, Bea Martin. Nega all'indietro, Benvenuto invece è scattata in avanti, non si intendono le due giocatrici. E qui Benvenuto non rispetta la distanza, si prende il cartellino giallo, qui usa tutta la sua esperienza Mendes, mentre rimane a terra Fuhrman. Entra immediatamente il fisioterapista del Città di Cavena, Francesco Alicata. Non ho capito bene, ad essere onesti, qual è il problema della giocatrice argentina, forse di tipo muscolare. Esce fortunatamente sulle sue gambe, quindi forse non è niente di grave. Abbandona il campo però Fuhrman, che sta utilizzando del ghiaccio sul polpaccio destro, quindi forse sì, un problema muscolare. Entrata Saragnello al posto della giocatrice numero 11, ma la partita è ripresa. Gasparini per Brunigna, indietro per Mendes. Mendes se la porta sul sinistro e conclude. Benvenuto a chiudere. Calcio d'angolo per il Cagliari, il primo di questo secondo tempo. 15-13 alla fine di questa partita, 2-1 per ora per il Cavena. Mendes, pallone ribattuto, riparte Nega un po' lentamente, pallone per Bea Martin, svanisce l'inerzia del contropiede, forse no, Bea Martin è Benvenuto, bellissimo il controllo, Agnello con il sinistro poi. Pallone che termina fuori mentre fa il suo ingresso in campo Capitan Claudia Cuccu per il Cagliari. Abbandona il campo Jessica Nayara, Marchese in avanti, Cuccu leggermente spinta da Nega, ai limiti però della regolarità. Bea Martin. Scambia con Nega, Benvenuto. Manovra con calma il Capena. Cagliari che ora prova ad alzare il pressing, Benvenuto non la può ridare all'indietro a Castagnaro, Bea Martin in avanti per Agnello. Agnello ancora a cercare un pallone sul corridoio, era partita serena Benvenuto. Non è riuscita però a controllare prima dell'uscita del pallone. Rinvio addosso a Nega, ancora fallo laterale per il Cagliari. Si appresta a rientrare subito in campo Nayara. Mentre intanto Gasparini si occupa della battuta di questa rimessa in gioco. Marchese copre bene il pallone all'indietro e poi subito pallone a cercare Cuccu, si muove bene Claudia Cuccu, pallone addosso a una giocatrice del Capena, poi la conclusione della numero 15, alta, buona l'iniziativa di Sabrina Marchese e Claudia Cuccu, conclusione però velleitaria che non preoccupa Bianca Castagnaro. Agnello all'indietro per Benvenuto, sbaglia Benvenuto, intercetta Mendes per Gasparini, pallone impreciso. Benvenuto all'indietro dal proprio portiere, pallone poi in avanti, proprio a cercare Benvenuto che corre ma in vantaggio Gasparini, poi alla fine Falconi senza Fronzoli, allontana più lontano che può. Nella tribuna per lo più vuota del Pala Pertini di Fiano Romano, ovviamente lo ricordiamo, ha messe 30 persone per squadra. Bea Martin intanto ci prova,
finisco il discorso per prima, ha messe 30 persone per squadra massimo, giocatrici comprese. Quindi ovviamente quelle poche persone che vedete in tribuna sono tutti dirigenti e accompagnatori, entrambe le compagini. Attenzione intanto a questo retropassaggio di Benvenuto, deve andare Castagnaro che alla fine rinvia come può. Rimessa laterale lunga, Agnello di testa, Mendes a chiudere su Nega, poi Benvenuto torna su Mendes commettendo fallo. Terza infrazione per il Città di Cavena, deve stare attenta Serena Benvenuto che è già stata ammonita prima per il fallo laterale dove non ha rispettato la distanza. Maiara se la porta sul destro e conclude, tiro potentissimo respinto da Nega. Mentre mi correggono, mi dicono 35 le persone in lista, allora mi correggo. Intanto Claudia Cuccu, spalla alla porta, deve scaricare per Mendes, pallone all'indietro, ancora il pressing alto di Bea Martin, instancabile la giocatrice in maglia 8. Attenzione al lancio lungo, è buono per Cuccu che però non controlla. Qui se l'era persa sarà Agnello, il capitano del Cagliari. Buona questa iniziativa della squadra sarda, ancora Nega, pressato da Maiara, non può appoggiare a nessuna, alla fine allontana il più possibile dalla propria porta, concedendo fallo laterale alla squadra in maglia viola. Abbandona il campo proprio il capitano del Città di Cavena. Torna a giocare Diletta Macchiarella. Agnello chiude bene, poi subisce uno sgambetto da Cuccu. Punizione per il Cavena, seconda infrazione del Cagliari. Qui si trattengono Milena Gasparini e Diletta Macchiarella, tutto nei limiti della regolarità secondo il direttore di gara. Eccola qua, proprio Gasparini al lancio lungo, impreciso, lascia scorrere Castagnaro. Squadre che ora sembrano cominciare ad accusare un po' di fatica, ritmi altissimi per tutti i primi 29 minuti quasi di gara. Bargiu in avanti per Maiara, chiude Benvenuto, il pressing di Marchese, Benvenuto riesce ad evitare l'intervento della 17, non a tenere il pallone in gioco. Siete quasi 200 persone collegate, tifosi del Cavena, del Cagliari, ma anche di tantissime altre squadre. Lo ricordiamo, in caso di vittoria del Città di Cavena le Leprotte sarebbero salve, in caso di vittoria del Cagliari invece si riaprirebbe completamente il discorso salvezza. Bargiu, Gasparini, il contrasto, ancora Maiara che controlla, alla fine torna indietro. Pallone poi in avanti per Marchese, Bea Martin in anticipo. Sarei curioso, almeno personalmente, di avere un contatore di chilometri che corre Bea Martin in partita. Instancabile la numero 8, non si ferma mai. Controfallo intanto di Milena Gasparini. Pallone battuto in movimento. E allora cambio di rimessa. Benvenuto all'indietro verso Castagnaro, abbiamo passato adesso i 10 minuti di gioco di questo secondo tempo. Siamo entrati quindi nella seconda metà, nel vivo di questa ripresa. Bea Martin. Furman ancora per Bea Martin, è buona la giocata.
Avanza la numero 8, dentro per Benvenuto, in uscita Falconi bravissima a bloccare la sfera e a toglierla dalla disponibilità di Serena Benvenuto, che si sarebbe trovata a porta vuota. Naiara in avanti, Fuhrman di petto, elegante il controllo della numero 11, che ha un po' di spazio e se lo prende tutto, dentro per Macchiarella, spalle alla porta la 24, si gira bene, Macchiarella conclude, Falconi smanaccia in calcio d'angolo, applausi dalla panchina delle Leprotte. Buona la giocata di Fuhrman e Macchiarella, la conclusione della giocatrice ex Futsal Irpinia, respinta da Tamara Falconi. Calcio d'angolo già battuto, Bea Martin, Macchiarella per Fuhrman, prova lo schema il Capena, mentre c'è time out chiamato dal Futsal Femminile Cagliari. 9:13 alla fine, partita ancora aperta, 2-1 per ora per il Capena, ma le emozioni non sono ancora finite, a tra poco. Finisce il primo time out di questo secondo tempo, rimettere in gioco Tamara Falconi con le mani, rimessa dal fondo per il Cagliari, che giostra ora questo pallone con Gasparini. Vargiu in avanti, Fuhrman in anticipo, ancora Vargiu in avanti per Brunigna, l'anticipo di Bea Martin, attenzione all'errore della numero 8 però, Marchese se la porta sul sinistro, l'appoggio per Brunigna, rientra il Capena, lo scarico dietro, la conclusione di Gasparini, respinta da Agnello. Pallone che rimane in gioco, alla fine si scontrano Macchiarella e Carolina Vargiu, la numero 4 lamenta un fallo, solo rimessa laterale invece per il Cagliari, quando mancano 8 minuti e 40. Bea Martin, Macchiarella di prima per Agnello che controlla questo passaggio potentissimo. E qui secondo errore consecutivo di Bea Martin, che sbaglia la misura del passaggio, alla fine non riesce a sfruttare questo errore il Cagliari. Rimette in gioco il Capena con Agnello, Macchiarella si scontra con Gasparini, questa volta c'è l'infrazione commessa dalla numero 24 ed è il terzo fallo di questo secondo tempo del Città di Capena. 8:21 alla fine. Forse è caduta anche in malo modo Milena Gasparini, che accusa un po' di dolore, la vediamo poi con una vistosa fasciatura al polso sinistro, parte del colpo che però non sembra essere interessata appunto in questo episodio. Si rialza comunque la numero 8 che sbaglia qui il passaggio, però Fuhrman, Macchiarella per Bea Martin, ancora dentro per Fuhrman che gira 2 volte la traversa di Fuhrman, poi il Cagliari che in qualche modo si salva, Vargiu non riesce a spazzare, alla fine deve concedere fallo laterale. Città di Capena vicinissimo al terzo gol, vicino alla doppietta con Maria Laura Fuhrman. Bea Martin, c'era stato il taglio di Agnello sul secondo palo, riparte il Cagliari però con Marchese che sbaglia allungandosi troppo il pallone. Macchiarella in qualche modo alla fine mette fuori. Brunigna all'indietro da Jessica Naiara, ancora la palla lungolinea per Brunigna che finisce a terra tutto regolare. Fuhrman, Agnello non controlla bene, recupera Marchese, ancora per la numero 10 Marchese, c'è uno spazio al centro, pallone sulla destra, messo dentro, la tocca Castagnaro con la mano e poi c'è il gol di Jessica Naiara. Agnello ha provato ad intervenire, non ci è riuscita, è riuscita invece ad arrivarci in scivolata Jessica Naiara. 2-2.
pareggio del Cagliari, che sfrutta un'indecisione nel posizionamento difensivo della retroguardia Capenate. Segnato con il numero 21 Jessica Naiara. E 24 alla fine, tutto riaperto, l'avevamo detto, partita che non smette di emozionarci. Tutto da rifare, soprattutto per il Città di Cavena. Un Cagliari che non si arrende mai. Bea Martin, Furman vince il rimpallo con Marchese. Furman vede Bea Martin sulla destra, la chiusura di Brunigna, fallo laterale per il Cavena. Bea Martin con la punta sul fondo. Mentre sono pronta ad entrare sia Neca che Benvenuto. Brunigna in profondità, pallone sul quale non può arrivare Mendes. Castagnaro, rinvio, cercare lo scatto di Furman che non arriva con la testa, non c'è stato il tocco neanche di Naiara, anzi sì. Quindi fallo laterale per il Cagliari, mentre l'arbitro segnala qualcosa al cronometrista. Forse qualche protesta di troppo da parte di un elemento della panchina. 6:36 alla fine, fallo laterale per il Cavena, chiamano schema Saragnello che si tocca la testa. Partagnello diretta sul secondo palo, chiude Gasparini che urla come se avesse segnato. Non è la prima volta che la numero 8 esulta dopo una chiusura difensiva. Ancora Agnello, Bea Martin, Furman ancora, scarico all'indietro, Bea Martin se la allunga un pochino, poi scarica da Furman. Ancora 1 contro 1, Agnello recupera Brunigna che tiene il pallone in gioco e alla fine scarica all'indietro, sbaglia Brunigna, c'era tutta sola dall'altra parte Furman. Attenzione, ancora altro errore, la conclusione con la punta di Bruna Marcon. Non c'è stato il tocco di Castagnaro. Protesta a gran voce la numero 10. Si riparte dalla rimessa dal fondo. Un po' di confusione adesso, l'arbitro ferma il gioco. 5:53 alla fine, continua a protestare Brunigna, ma non cambia la decisione entrambi i direttori di gara, sia Natalia Bernardino che Letizia Puzzonia, entrambi della sezione di Trani. C'è stato forse qualche problema con il cronometro, deve essere risistemato il timer. Si riparte da 5 minuti e 47 secondi alla fine della partita. Ancora 2-2. Marchese chiude Furman. Esce dal campo proprio Sabrina Marchese, entra con il numero 10 Brunigna. Pallone buono per Cuccu. Cuccu, giocata di fino per superare Bea Martin, pallone che passa a Brunigna. Brunigna conclude, pallone che termina fuori, brividi per tutto il Città di Cavena. Cagliari che sfiora adesso addirittura il gol del vantaggio. Sembra crederci forse un pochino di più la compagine sarda. Neca messa giù dal fallo di Mendes che colpisce solo la caviglia destra del capitano del Città di Cavena. Attenzione, intanto ammonizione per un componente della panchina del Cagliari. Si tratta forse, anzi senza forse, si tratta di Carolina Vargiu.
L'arbitro fa segno di aver ammonito proprio il numero 4. Benvenuto, batte verso Fuhrman, Bea Martin, ancora Benvenuto. Bea Martin se la porta sulla destra, punta Cuccu in velocità, la salta, Bea Martin dentro, Nega, non controlla e Jessica Najara riesce a chiudere il fallo laterale. Ancora grandissima iniziativa di Bea Martin, che ha lasciato sul posto Claudia Cuccu. Bea Martin. Verso Fuhrman. Pallonetto verso Nega che prova un sombrero. Nega la controlla, alla fine Falconi in due tempi la tiene. Che cosa stava per fare Nega? 4,33, se la allunga Brunigna, chiude Benvenuto. Bea Martin in avanti, Najara come può. Tante gambe alte, ma nessuna infrazione secondo il direttore di gara. Rispondiamo a Daniele Bizzarri. I due arbitri di linea sono entrambe donne, sì, Natalia Bernardino e Letizia Puzzogna della sezione di Terni. Il cronometrista è Massimiliano Modica della sezione di Roma 2. Tanto sbaglia il passaggio Benvenuto, Cagliari in avanti, attenzione, mette giù Cuccu che prova a passare in mezzo a due, alla fine il pallone termina fuori. Un gol ora potrebbe essere decisivo per entrambi i lati. Esulta ancora Brunigna. Esultanza quindi tipicamente brasiliana da quello che ci sembra di capire, perché sia Brunigna che Gasparini, anche forse per innervosire le avversarie, urlano praticamente ad ogni intervento difensivo. Fuhrman. Bea Martin nella chiusura proprio di Brunigna che riparte, c'è Najara, è uscita di Castagnaro, il pallone proprio vicinissimo alla nostra postazione, alla fine però torna in campo. Brunigna conclude, pallone termina fuori, reclama ancora il calcio d'angolo la numero 10. Alla fine gli arbitri non cambiano idea, ma continuano a protestare veemente le giocatrici. Arriva il cartellino giallo per Jessica Najara. Anche se qui in realtà forse il cartellino era più giusto indirizzarlo proprio nei confronti di Brunigna, che sta protestando da gran parte del secondo tempo per ogni decisione presa dalle direttrici di gara. A colloquio ancora la signorina Bernardino e capitan Claudia Cuccu. Castagnaro lungo con le mani, Nega mette giù col sinistro. Buono il pallone per Bea Martin, è partita Fuhrman sulla sinistra, Bea Martin va da sola, poi va da Benvenuto, Benvenuto triplicata addirittura, continua ad esultare Brunigna, questa volta neanche è intervenuta lei, è intervenuta Ferreira Mendes, il fallo laterale. Benvenuto, l'anticipo di Jessica Najara. E chiama il timeout mister Chiesa per organizzare al meglio questi ultimi 3 minuti e 16, per riordinare le idee e per cercare anche di dare fiato alle giocatrici in campo. Ultime emozioni di questa partita, è ancora tutto in bilico, nulla è deciso. A tra poco.
Si riprenderà dal fallo laterale per il Città di Capena. Serena benvenuta ad incaricarsi della battuta, subito corto verso Nega, gioco di suola, poi conclusione col sinistro 2 volte, alla fine Falconi blocca. Pallone verso Marchese che la tiene in gioco ma la regala a Bea Martin, anzi no, non la tiene neanche in gioco. Bea Martin per Furman. Furman all'indietro da Castagnaro, salgono tutte, rinvio lunghissimo, anche troppo, che termina direttamente sul fondo. Sentite come cala il silenzio qui al Palavertini di Fiano Romano, la concentrazione è a 1000 e riprende solamente con la ripresa dell'azione il brusio di sottofondo delle giocatrici. Nayara all'indietro da Mendes, non riesce a chiudere Benvenuto che forse viene anche trattenuta. Marchese, ancora Mendes, raddoppiata la numero 7, ancora Ferreira Mendes all'indietro da Nayara che spazza via senza pensarci 2 volte. C'è stato il tocco però di Nega e quindi la rimessa in gioco sarà in favore del futsal femminile Cagliari. Intanto entra il portiere di movimento per il Cagliari, esce Falconi, entrato mi sembra Gasparini con la maglia del portiere di movimento, quindi power play del Cagliari, un po' come nell'hockey. Jessica Nayara, Gasparini, 1,44 alla fine, l'avevamo detto, il Cagliari col pareggio ci fa poco, ha bisogno dei 3 punti. Nayara, la chiusura, attenzione, sbaglia Gasparini, Nega, non c'è fallo, attenzione Marchese 2 contro 1 dentro, non controlla Ferreira Mendes, rischio enorme del Città di Capena, qualche protesta da parte della panchina delle Lebrotte. Torna in campo ovviamente Falconi, Benvenuto prova ad allungarsela da sola, avanza ancora Benvenuto che però si è trascinato il pallone fuori. Nayara, Gasparini, pallone buono per Marchese, dall'altra parte non conclude, verso lo specchio della porta Mendes, attenzione al rinvio di Castagnaro, l'uscita a gamba tesa di Nayara a chiudere il fallo laterale, 59 secondi al termine della partita, mentre falso ingresso in campo nuovamente Falconi. Da Martin il tocco di Furman, non si è visto niente per un attimo, pallone che è terminato però fuori di un niente. Torna in campo il portiere di movimento, esce Falconi. Nayara, pressing di Nega, l'errore di Benvenuto che la tira via in avanti debolmente, 40 secondi alla fine. Brunigna, Nayara, scodella in avanti, Benvenuto di testa, poi l'intervento è un 3 contro 2, il tocco in mezzo, non controlla Brunigna, mamma mia, continua a protestare Brunigna per un calcio d'angolo, questa volta veramente non ne capiamo il senso. Bea Martin, attenzione Benvenuto, l'intervento, Marchese, il tiro addosso a Bea Martin, Castagnaro la tiene in gioco, è tutto buono. Anzi no, l'arbitro ci pensa un po' e alla fine concede calcio d'angolo. Sta succedendo di tutto in questi ultimi secondi. Ultimi 10 secondi di gioco. 2-2, rientra
Gasparini, si rimette la casacca Falconi, pallone all'indietro, Gasparini, non ancora all'indietro, 2 secondi, Furman non controlla bene, Marchese chiude, suona la sirena, finisce 2-2 tra Città di Capena e Cagliari. Capena si avvicina alla salvezza, ma ancora non matematicamente. Il Cagliari invece deve adesso cercare l'impresa nelle 3 partite che rimangono. Grazie a tutti gli amici di PMG Sport Futsal per essere stati con noi. Alla prossima!